Santa Gemma Galgani e le anime del purgatorio, i loro incontri e i loro dialoghi. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Santa Gemma Galgani, una santa straordinaria, vissuta tra il 1878 e il 1903. Santa Gemma Galgani, nel corso della sua vita, ha avuto diversi incontri con Gesù, con la Vergine Santissima, con l'Angelo Custode, e ha riportato tutti i dialoghi di questa sua straordinaria esperienza mistica nel suo famoso diario che il demonio cercò di bruciare, insomma, per non farlo leggere alle generazioni future. Santa Gemma Galgani è stata una santa dotata di una sensibilità squisita. Ella detestava a tal punto la bestemmia ed era sconvolta da questo peccato, tanto che un giorno, mentre camminava per la strada, udì un giovane bestemmiare ed ella svenne, sconvolta da quanto aveva udito. Era un'anima di una straordinaria raffinatezza e nel corso della sua vita ebbe sempre un pensiero per i bisognosi, anche e soprattutto a livello spirituale. Aveva nel suo cuore, avvertiva un grande dispiacere per le sofferenze che dovevano patire le anime del purgatorio. Pertanto si offrì al Signore, fece un voto di anima vittima a favore delle anime del purgatorio e tutti i giorni pregava e supplicava espressamente per loro che fossero liberate da quelle pene, da quei terribili tormenti, ed offriva tutte le sue sofferenze fisiche e morali. Un giorno una sua carissima amica, una religiosa passionista, morì e Santa Gemma Galgani iniziò a pregare molto per la sua anima e scrisse nel diario: oggi l'angelo custode mi ha detto che Gesù voleva soffrirsi questa notte per alcune ore per un'anima del purgatorio. Soffrì infatti per 2 ore come voleva Gesù per quella madre passionista che era venuta a mancare. Il giorno dell'Assunzione di Maria mi sembrò che mi toccassero una spalla. Mi voltai e vidi al mio fianco una persona vestita di bianco, la quale mi chiese: Gemma, mi conosci? Sono quella madre passionista per la quale tu hai pregato con tanto amore, con tanto fervore. Gemma, sono venuta a ringraziarti per avermi aiutato e quindi ti chiedo, Gemma, vai avanti ancora, prosegui incessantemente con le tue preghiere e vedrai che fra qualche giorno io sarò eternamente felice. Santa Gemma pregava ogni giorno 100 requiem per le anime del purgatorio. Il suo angelo
le era sempre accanto e la incoraggiava in questo suo desiderio di liberare dai tormenti le anime purganti. Un giorno le disse: Gemma, da quanto tempo non preghi per le anime del purgatorio? Ah, confessai che dal mattino non avevo pregato per loro. E l'angelo mi disse che mi sarebbe piaciuto a Dio che qualunque cosa ella soffrisse la avesse da offrire alle anime del purgatorio, perché ogni piccola sofferenza allevia i loro tormenti, ogni sacrificio, per piccolo che sia, allevia i loro dolori indicibili.